Allora, sono molto felice di avere come ospite qui all'Hot Corner Paolo Pierobon. Ciao Paolo, come Ciao a stai? tutti, ciao, bene, 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 Giornata l'umido veneziano perfetto, direi. perfetto. Perché Paolo? Perché Paolo è qui alla Mostra del Cinema di Venezia con Welcome Venice di Andrea Segre, un film molto bello, molto intenso, storia di due fratelli, un fratello è il signore qui di fianco e l'altro è il signor Andrea Pennacchi. Innanzitutto ti chiedo, vabbè, tu poi con Andrea Segre hai già lavorato, com'è stato questo confronto attoriale innanzitutto tra voi due? Beh, guarda, Veneti atipici. Veneti atipici assolutamente, ci siamo voluti bene da subito, quindi è andata Non tutta... vi conoscevate prima? No, prima ci aveva presentati Andrea qualche anno prima Perché tutti e due avevate già lavorato con Andrea, ma Sì, non so. esatto, esatto. Però poi ho avuto modo di approfondire con Pennacchi per tutto il film, che è stato molto intenso, con anche momenti tosti perché Andrea ha avuto il Covid, Esatto, sì, è proprio nel mezzo. Segre è in mezzo, insomma è stato tutto un po' movimentato ma veramente molto bello, anzi è stata un'occasione per compattare ancora di più tutta la troupe Che e tutto Paolo, il mi percorso. passi il termine glocal, perché poi è un film che ha un titolo paradossalmente in inglese, no? Welcome Esatto, Venice, ma è la trama, poi sono questi due fratelli in breve in conflitto, no? Uno sì, più tradizionale, sì. l'altro invece che vede anche nel turismo il futuro. Che però appunto è proprio il global e local che in qualche modo entrano in conflitto. Sì, infatti il titolo è ironico su Welcome Venice perché uno che fa un mestiere come quello del mio personaggio, che è una pesca molto particolare, Esatto, che è quella del gran, che si dice, io quella non mi... delle moeche, ecco, Moeche, io da che, ha, Trentino potrei anche dire, però meglio, che non solo che ti c'è limita... l'umlaut sulla O, quindi Moeche, Moeche, No, moeche e Moeche, moeche. Moeche. Eh, che è un percorso proprio di sapienza perché è tutto a mano e non basta solo dopo che li hai pescati, devi seguirle perché diventino perfettamente moeche. Praticamente tu del granchio hai in mano un batuffolo di velluto Infatti ci sono delle scene anche particolari. molto molto molle, lì è pronta. Allora adesso la decisione è quella o di abbatterla, ghiaccio e tutto quanto con quel tipo di vendita lì, oppure vendita espressa, ed è un piatto succulento, meraviglioso, buonissimo e anche abbastanza Costoso. costoso. E quindi è di dominio di pochi riuscire a raccogliere moeche e venderle. E ritornando al titolo, che questa cosa qui, questa figura di pescatore autentico, non diventi poi un local fisherman, che allora da Esatto, che è il local esibire, hero, sì, sì. pescaturismo, eccetera, eccetera, che per arrotondare ovviamente ci sta, però che diventi tutto così, e poi il discorso si estende ad una città che non è più una città, ma una rappresentazione della città. Esatto, e questa è una delle grandi domande, no? Il sottotesto del film è proprio È questo, proprio anche questo. e quindi chiedo la tua opinione. Il futuro di Venezia, su cui si dibatte da Sì. ormai tempo inenarrabile, quale può essere? Una via di mezzo, poi, come fa vedere anche il film, cioè Dovrebbe la fare... tradizione con un Sì, inevitabile... frenando un po' una monocultura del turismo che il Covid ha messo a Ha messo... nudo, Sì, perché poi ti sì, trovi una cosa svuotata, esatto. fantasma. E non c'è più niente, come un'architettura Bravo, meravigliosa senza l'identità. esatto, quindi riuscire ad avere un equilibrio tra questi due impulsi, appunto, che non è che è questione di fare ideologia o di avere nostalgia, No, è elegia che del passato, realismo è proprio puro. realismo, perché io penso che poi anche il turista si annoia se continua a vedere una cosa sempre più di Certo. rappresentazione, Tu dici come una scenografia, tu la vai alla Broadway, la capisci? vedi una volta, due volte, alla A un certo punto quindicesima. voglio andare a vedere il vero, non è quello. Adesso non è così in Certo, questo momento, però rischia un po'. Senti Paolo, il Welcome Venice è uno spunto anche per parlare di te. Noi di Hot Corner ti abbiamo sempre amato, dalle prime cose, ricordavamo prima il tuo grande Silvio Berlusconi di 1993, però tu hai lavorato anche con Bellocchio, insomma hai fatto un percorso veramente unico. Riguardandoti indietro, come vedi la tua evoluzione di attore? È più facile oggi? Guarda, oggi proprio in questo momento per un attore proprio, siamo proprio messi male, soprattutto per uno che ha fatto un percorso come il mio che 80-90% della mia attività era in teatro e adesso lasciamo perdere perché è veramente molto difficile. Tra l'altro le sale cinematografiche e le sale teatrali sembrano le uniche con dei Esatto. focolai devastanti appena Gli entri. aerei, Cioè il resto pieno, tutto pieno, tu entri in teatro e sembra tutto sì, sì, immediatamente rigido e quindi questa cosa qui un po' deve essere risolta.
Il mio percorso appunto è questo, che ho bruciato, tra virgolette, con grandissimi maestri, 30 anni quasi sul palco. Ora voglio anche un po' di restituire tutti questi insegnamenti, queste cose, alle persone che ho incontrato, magari lavorando con un gruppo di giovani per quanto riguarda il teatro. Per quanto riguarda invece cinema e via dicendo, si sta muovendo qualcosa in più, per cui benissimo, anche perché non è per niente sicura la stagione teatrale. Certo. E quindi bene, poi il cinema lo adoro ugualmente, per cui benissimo, devo dire. Senti, ti faccio l'ultima domanda, che è una domanda che facciamo sempre qui all'Hot Corner. Chi è il tuo mito assoluto? Quello, c'hai la foto sul comodino? Allora, foto sul comodino non ne ho, però Comodino sgombro, quindi sì, sì, i la miti, sveglia? C'è la sveglia? la sveglia c'è, Ah, la sveglia c'è, però i miti, sai, sono cambiati con gli anni e via dicendo. In questo momento devo dire che sto apprezzando molto, ma non un vivente, un Edoardo, ah, perché al di là dell'autore, al di là del regista, era proprio l'attore, e credo che avrebbe potuto avere ancora più successo al cinema per quella faccia incredibile che aveva e per quella recitazione pazzesca che aveva. tu dici spesso tendiamo a sottovalutare l'Edoardo attore perché ci abbiamo anche Perché abbiamo il grande genio teatrale e via Esatto. dicendo, però penso che l'Edoardo attore con quella faccia, con quel tipo di proposta recitativa sia stato qualcosa di... Non a caso uno che se ne intendeva un po' come Orson Welles disse andiamo a vedere il più grande attore naturale del mondo, E c'è disse. dentro tutto. Grandissimo. Paolo Pierobon, Hot Corner, grazie Paolo. Ciao!